Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us. Appassionati di ciclismo, amici di Ciclismo Web, buon pomeriggio, buona domenica per la terza giornata consecutiva ancora insieme per seguire un'altra manifestazione internazionale. Questa volta si tratta della 14ª edizione del Giro di Primavera da San Vendemiano. Venerdì abbiamo seguito insieme la 70ª edizione della Coppa Montes, ieri abbiamo seguito sempre insieme la 5ª edizione del Trofeo Emozione, queste prime due manifestazioni, la prima a Monfalcone, provincia di Gorizia, ieri eravamo a Pordenone, quindi in Friuli Venezia Giulia, oggi si ritorna in Veneto appunto a San Vendemiano per la tradizionale ormai appuntamento con il Gran Premio Primavera. Il meglio della categoria Juniores si è dato appuntamento nel nord-est in questo fine settimana e oggi c'è la possibilità per chi è uscito battuto venerdì e sabato di prendersi la rivincita o anche per chi invece è riuscito a vincere, e si tratta di Frigo venerdì alla Coppa Montes e di Magagnotti ieri a Pordenone, di provarci anche oggi. Siamo insieme per questa domenica dove finalmente anche la primavera sembra essere riuscita a fare breccia e a prendere sostanza. C'è una bella giornata di sole a San Vendemiano e si sta correndo appunto la 14ª edizione del Gran Premio Primavera, che va in scena
con la regia del San Vendemiano Cycling Team del presidente Mattia Amadio. San Vendemiano, una zona, una località dove lo sport e il ciclismo soprattutto ha radici molto profonde, grande passione, grande impegno per far fare attività sportiva e soprattutto ciclistica ai giovani e grande impegno anche dal punto di vista organizzativo naturalmente. Oggi è anche l'occasione per ricordare due grandissimi amici di San Vendemiano, ma non solo, del ciclismo in generale, perché è anche la quinta edizione del Memorial Paolo Sant e la prima edizione del trofeo Gino Mazzer alla memoria. Gino Mazzer, il presidente del San Vendemiano Cycling Team, tra l'altro storico fondatore anche del Veloce Club San Vendemiano, che è scomparso il 2 agosto del 2024 dell'anno scorso, lasciando un grande vuoto in tutta la comunità sportiva di San Vendemiano. Io direi a questo punto di partire immediatamente dopo queste premesse e questi preamboli con un primo servizio che ci arriva da San Vendemiano, realizzato da Andrea Finn, e chiedo alla regia di mandarlo in onda. Il 14° Giro di Primavera sarà anche la prima edizione di questa classica internazionale riservata agli juniores, messa in cantiere anche quest'anno con grande passione dagli uomini del San Vendemiano Cycling Team, senza l'indimenticabile Gino Mazzer. E infatti gli juniores che si schiereranno alla via di questa prova correranno per assegnare anche la prima edizione del trofeo Gino Mazzer, abbinata al quinto Memorial Paolo Sant. Una corsa frizzante, imprevedibile, spettacolare, quella che si è chiusa lo scorso anno con il successo di Filippo Cettolin sulle strade di casa. Una vittoria che ha messo le ali all'entusiasmo dei tanti appassionati che, come sempre, sono accorsi lungo il tracciato di gara per andare ad applaudire i protagonisti di questa prova esigente e selettiva. Caratteri che saranno anche quest'anno i punti di forza della prova di San Vendemiano. 5 tornate iniziali da 10 km per consentire agli atleti di entrare nel clima gara. Poi ci si sposterà verso le colline del Coneglianese per andare ad affrontare per 6 volte il difficile circuito caratterizzato da continui sali-scendi e soprattutto dal Gran Premio della Montagna di Guizza. Dall'ultimo Gran Premio della Montagna al traguardo trascorreranno poco meno di 10 km, 129 in tutto quelli da compiere per tornare da vincitori sul traguardo di San Vendemiano e apporsi al petto una spilla che può valere il passaggio al professionismo. Al vincitore di giornata andrà la maglia gialla del 14° Giro di Primavera, che assegnerà anche il primo trofeo Gino Mazzer e il quinto Memorial Paolo Sant, patrocinata da Selea e OZ. Al miglior scalatore di giornata la maglia verde, valida per il 6° Memorial Christian Cigaia, e infine la maglia rossa per il velocista che saprà fare incetta di traguardi volanti lungo il tracciato di corsa. Il 27 aprile torna a San Vendemiano lo spettacolo del Giro di Primavera ed è da queste strade che passeranno i campioni del futuro. Ottima ed esaustiva la presentazione di questa 14ª edizione del Trofeo Primavera da parte di Andrea Finn, che ci ha parlato del percorso, ci ha parlato degli sponsor, ci ha parlato del ricordo di Sant e di Mazzer e ci ha parlato della rilevanza di questa manifestazione. Ora possiamo partire con le immagini anche, tra l'altro, registrate alla partenza prima del via per le fasi preliminari e di presentazione delle 30
formazioni. Al via, abbiamo parlato, gara internazionale, 172 corridori hanno firmato il foglio di partenza, tra loro ci sono i due vincitori che abbiamo conosciuto, venerdì alla Coppa Montes Davide Frigo e Alessio Magagnotti, ieri a Pordenone al trofeo Emozione, e quindi capiremo se oggi hanno la possibilità di continuare la loro striscia vincente. C'è anche Brandon Fedrizzi, che in entrambe le occasioni si è dovuto accontentare della seconda posizione sia a Monfalcone sia a Pordenone, e pertanto anche per lui la possibilità di prendersi una rivincita. Qui schierati prima del via per le tradizionali foto, chiaramente tutti i dirigenti della, anche Fabrizio Furlan, presidente del Veloce Club San Bendemiano, il ricordo, il minuto di silenzio in ricordo chiaramente di Sant e di Mazzer, e anche per l'ossequioso minuto ricordo per Papa Francesco. Il via, tra l'altro, è stato dato proprio dal papà di Paolo Sant, ex ciclista che a soli 44 anni nel dicembre del 2020 ha lasciato gli amici e i familiari a causa di un male incurabile. Invece risale al 2 agosto del 2024 la scomparsa dell'indimenticato Gino Marz, che era il presidente del San Bendemiano Cycling Team, e questo pesante diciamo così fardello della presidenza del San Bendemiano Cycling Team è passato sulle spalle di Mattia Amadio, che abbiamo visto nella foto di prima della partenza, a fianco al vice sindaco Renzo Zanchetta, vice sindaco di San Bendemiano. Non era insomma presente nella foto, ma è sempre vicino con la sua straordinaria passione anche il sindaco di San Bendemiano, l'amico Guido Dussin. Qui siamo con delle immagini registrate per la corsa, chiaramente è già iniziata. C'è una situazione in questo momento che vede al comando una decina di atleti. Tra poco, anzi no, sulla destra vediamo già il primo live che arriva, le prime immagini live che arrivano dalla corsa, con 10 uomini al comando che hanno un vantaggio di 1 minuto e 02, l'ultimo rilevamento cronometrico nei confronti del gruppo principale. I 10 uomini al comando sono, con il dorsale 7, Valentin Hofer della Cannibal Bahrain Victorious, con il dorsale 18 l'olandese Gys Schonvelde della Grenke Auto Eder, con il dorsale 51 lo sloveno del portacolori della Poggi Team UAE Generali Vania Zibert Kuntaric, con il dorsale 55 della CSZ Sandrigo Bike abbiamo Mattia Fracasso, con il dorsale 62 Giacomo Serangeli del team Vangi Il Pirata, con il dorsale 72 Julien Bortolami del GB Team Pool Cantù, con il dorsale 108 abbiamo Eric Zanolini della Petrucci Assali Stephen Macro. Per la Park Hotel, formazione olandese Park Hotel Gudenbod, abbiamo Frick de Kock. Per la formazione australiana della Skip Capital Team abbiamo Jonas Stelverton, e per ancora lui in fuga con il dorsale 163, dico ancora lui perché sia venerdì sia ieri è stato grande protagonista, il russo Matej Boldirev della PCB Xebre Tortosa, formazione spagnola. Questi corridori stanno guidando la corsa, siamo al chilometro 70. Abbiamo superato da poco il 70° chilometro di gara, sono 129 i chilometri totali da percorrere, quindi mancano 60 chilometri al traguardo. Come già ci spiegava Andrea Finn, i primi 5 giri, le prime 5 tornate di 10 chilometri e 100 metri erano completamente pianeggianti, e poi 6 tornate di 10 km e 200 metri caratterizzati da diversi saliscendi del Gran Premio della Montagna di Guizza. Dall'ultimo Gran Premio della Montagna, dopo il 6° passaggio pertanto a Guizza, mancheranno 9 km e 900 metri al traguardo di San Bendemiano. Quindi una situazione che
c'è già stato il secondo passaggio poco fa sulla salita di Guizza e il Gran Premio della Montagna è stato conquistato da Matej Boldirev su Giacomo Serangeli e su Zibert Kuntaric, i primi tre che sono transitati appunto al Gran Premio della Montagna di Guizza. Questo è il gruppetto di 10 atleti che sta guidando la gara, una formazione, quella del nostro network Ciclismo Web, Extra Ciclismo e Beta Cycling, che oggi è al completo con 2 moto in corsa, la prima guidata da Silvano Daros con Andrea Fin alle riprese, la seconda moto, Moto 2, da Diego Santarossa alla guida e Roberto Casarin alle riprese. Abbiamo il drone che è gestito da Andrea Tonin, Manuel Cantone e Fabio Simonetto insieme al sottoscritto qui in studio a farvi compagnia per quanto mi riguarda, e Manuel e Fabio a coordinare il lavoro di tutti noi. Sulla sinistra vediamo in questa immagine sdoppiata il gruppo di 10 atleti che sta guidando la gara, sulla destra un corridore solo all'inseguimento, è il dorsale 45, si tratta di Nolan Pedersoli, eccolo qua, Nolan Pedersoli della Under 19 Academy Region Sud, che tutto solo sta cercando di riportarsi sul gruppo di testa. Ha un ritardo, al Gran Premio della Montagna è stato cronometrato con un ritardo di 52 secondi, il gruppo invece cronometrato a 1 minuto e 18, quindi il gruppo che sta perdendo leggermente terreno rispetto al rilevamento precedente. Nel servizio confezionato da Andrea Fin abbiamo visto anche il podio del 2024, che è stato un podio molto importante anche per la comunità di San Vendemiano, perché Filippo Cettolin, che vinse appunto nel 2024 proprio a San Vendemiano, ciclisticamente è cresciuto, ha battuto nel 2024 Elia Andreaus e Denea Sambinello in terza posizione. Sono 3 anche le maglie, oltre ai tanti premi in denaro e in natura che sono previste, che saranno fatte indossare la maglia gialla al primo classificato, a colui che praticamente andrà ad iscrivere il proprio nome nel prestigioso albo d'oro della manifestazione, la maglia rossa al vincitore della classifica dei traguardi volanti, che sono 5 nei 5 passaggi pianeggianti sulla linea del traguardo a San Vendemiano, e la maglia verde del Gran Premio della Montagna, che verrà assegnata con i vari punti che verranno conquistati sulla salita di Guizza, il circuito alto come viene chiamato appunto dopo che si è lasciato il circuito pianeggiante iniziale per andare a pedalare in un percorso tecnicamente molto esigente. Oggi una bellissima giornata di sole, la primavera ha fatto finalmente capolino, dopo l'acqua che i corridori, diverse gocce d'acqua che insieme allo sterrato che hanno incontrato ieri al Trofeo Emozione ha sicuramente messo diverse tossine nelle gambe di moltissimi, però molti sono ancora qui al via oggi, 172 i corridori che hanno preso il via, distribuiti in 30 formazioni, molte di queste formazioni straniere. San Vendemiano, vi dicevo, è una località che chi conosce il ciclismo sa bene, molto vicina allo sport giovanile, da tantissimo tempo riferimento non solo per la provincia di Treviso ma anche per tutta la regione del ciclismo giovanile, attività polivalente, attività chiaramente anche grande impegno anche dal punto di vista organizzativo. In questo mese di aprile sono ben 2 le manifestazioni internazionali che si corrono a San Vendemiano. Il 13 aprile si è corso il Gran Premio Città di San Vendemiano, Gran Premio Industria e Commercio, prova riservata agli Under 23 internazionale, e oggi si corre sempre di livello internazionale 14ª edizione del Gran Premio Primavera dedicato agli juniores. Non c'è un grande accordo davanti, non c'è un grande accordo
evidentemente le difficoltà del percorso, consiglia a diversi dei 10 atleti che fanno parte del gruppo di testa di pedalare tenendo un po' di riserva. Altro rilevamento cronometrico dopo 75 km di gara, mentre inizia la salita verso Guizza, quindi abbiamo la possibilità anche di seguirla. È il terzo passaggio sulla salita di Guizza. Allora, il vantaggio nei confronti di Nolan Pedersoli è di 46 secondi, 1 minuto e 01 sul gruppo, che ha recuperato qualcosa, è ormai sulle tracce di Pedersoli, che non riesce a diminuire questo gap, sta facendo tanta fatica, coraggio naturalmente. Ora curva a destra e inizia la salita verso Guizza anche per Pedersoli. Ecco, da rilevare e da sottolineare anche questi aspetti dal punto di vista organizzativo che già avevamo visto nella prova internazionale dedicata agli Under 23. Nei punti critici del percorso si è investito e lavorato per creare delle protezioni, questo per avere sempre quella necessaria e maggiore attenzione nei confronti dell'aspetto della sicurezza. Direi che a San Vendemiano stanno facendo scuola assolutamente per l'impegno che pongono in questo fondamentale aspetto. Nel frattempo è stato ripreso Nolan Pedersoli. Quindi abbiamo una situazione 10 uomini al comando e gruppo che si sta selezionando. Vedete la differenza di velocità. Sulla sinistra abbiamo la nostra moto ripresa sulla testa della corsa, sulla destra invece sulla testa del gruppo che è all'inseguimento, e vedete che c'è una sostanziale differenza di ritmo. E questo mi fa di conseguenza pensare che al Gran Premio della Montagna di Guizza dovremmo avere una situazione più compatta rispetto al minuto di differenza che c'era in precedenza. Ottimo il ritmo dell'uomo che sta guidando la corsa. Ora c'è uno scatto dell'uomo della Gottardo Giochi Caneva, Riccardo Darios, che con bel tempismo è andato a scattare proprio in vista del Gran Premio della Montagna, mentre alla testa della corsa il gruppo di 10 atleti che sta guidando la corsa è già impegnato in discesa. Noi approfittiamo per mandare il primo blocco interviste ad alcuni attesi protagonisti. Tra l'altro in questo primo blocco abbiamo Davide Frigo, vincitore venerdì alla Coppa Montes, Alessio Magagnotti, vincitore ieri a Pordenone, Brandon Fedrizzi, secondo in entrambe le occasioni, e Mattia Proietti Gagliardoni. Prego la regia. Davide Frigo a San Vendemiano, reduce dal successo della Coppa Montes. Intanto come stai e cosa ti aspetti da questa giornata? Ma sto bene, dai, passato ieri con le gambe alte a riposare da venerdì e oggi ci aspetta una gara durissima come quella di San Vendemiano, è una gara a eliminazione dai giri alti, quindi vediamo come rispondono le gambe e di rispondere agli attacchi dei primi, dei più forti. Una gara che sulla carta si adatta anche alle tue caratteristiche. Sì, una gara molto dura, una delle più dure dell'anno, e quindi sicuramente ci sarà una grande selezione e rimarranno i più forti. Brandon Fedrizzi, primo anno nella categoria, già 2 secondi posti nelle 2 internazionali che sono corse nei giorni scorsi. Come sta la gamba e cosa ti aspetti da oggi? Adesso vedremo nei primi chilometri come sta la gamba, il circuito mi si addice e speriamo in bene, dai, speriamo di non fare un altro secondo posto. 2 giornate che ti hanno visto comunque grande protagonista, hai fatto tanta esperienza in queste 2 gare. Sì, in queste 2 gare andavo forte, ho tenuto bene tutte le salite, però mi è mancato un po' negli ultimi chilometri. Oggi c'è già una tattica o si vedrà come andrà la gara? Per adesso no, perché bisogna vedere come saranno le gambe, poi proveremo a fare anche un po' di gioco di squadra.
Alessio Magagnotti, dopo il successo internazionale al Trofeo Emozione, oggi si riparte da San Vendemiano. Intanto ha fatto la lavatrice ieri sera. Sì, ieri ero a Lourdes, sono dovuto lavarmi 2 volte perché il fango non andava via. Oggi la vedo tosta anche per il tempo che c'è il sole, difatti già sento i pollini, però vabbè, proveremo a non pensarci, a andare in affanno il più possibile per rimanere coi primi. Comunque al tuo fianco una squadra competitiva pronta a dire la sua anche su un percorso impegnativo come quello di oggi. Certo, la mia squadra è super competitiva, se non ci sono io sicuramente ci sarà Messi, Nidrizzi, che anche lui è in un buon periodo di forma, e anche Pierotto ha fatto belle cose ieri e diciamo che sono sicuro che oggi qualcuno si piacerà, se non io ma anche i miei compagni potranno esserci. Mattia Proietti Gagliardoni al via di San Vendemiano con la voglia di andare a caccia del successo. Sì, sicuramente è un inizio di stagione che non mi ha visto molto protagonista, soprattutto non ho fatto molte gare adatte alle mie caratteristiche e quelle poche che ho fatto non sono andate bene. Ad esempio a Turano 2 giorni fa ho bucato in cima alla salita quando eravamo rimasti in 4 e quindi voglio migliorare i miei risultati e oggi voglio cercare di vincere. Possiamo dire che il tuo 2025 inizia da San Vendemiano. Speriamo, dai, ora vediamo un po' come va oggi, è un percorso bello, duro, abbastanza adatto alle mie caratteristiche, quindi vediamo un po'. Cosa ti aspetti da questa strada e soprattutto chi terrai d'occhio? Ma sicuramente ci sono gli stranieri della Grenke, dopo anche la Cannibal, sono ragazzi da tenere d'occhio, ci sono molto forti, dopo come italiani c'è sicuramente Giacomo Rosato che è uno con le caratteristiche simili alle mie, quindi dai, vediamo un po' come si svolgerà la gara, ma sono questi i corridori più forti. Direi che questo primo blocco di interviste ci ha chiarito tante cose. Da un lato la soddisfazione di Frigo, di Magagnotti, una certa delusione per i 2 secondi posti di Fedrizzi, ma allo stesso tempo la motivazione per provarci anche oggi, nonostante la fatica accumulata sia venerdì che sabato. E poi abbiamo sentito anche nell'ultima intervista di Mattia Proietti Gagliardoni, anche qui grande motivazione e soprattutto grande sicurezza dei propri mezzi. Staremo a vedere. Nel frattempo vedete che c'è una situazione che, come ci hanno raccontato alcuni dei protagonisti nelle interviste, una manifestazione è una gara che presenta un percorso molto molto selettivo, quindi ci sarà selezione e allo stesso tempo c'è anche il giusto rispetto e il necessario timore nei confronti di un percorso che ha sempre fatto emergere corridori di grande qualità. Vedete che c'è sempre un gruppetto che sta guidando la gara. Radio Informazioni ci segnala che nel frattempo dal gruppo di 10 sono usciti in 4, però da queste immagini non li vedo, quindi attendiamo prima di darvi dei riferimenti precisi. Questo che sta cercando il nostro drone con alla guida Andrea Tonin è la testa della corsa, dove però questi 4 atleti sono ritornati 10 al comando. Benissimo, quindi c'era stato un contrattacco di 4 atleti che facevano parte del gruppo di 10, ora sono ritornati nuovamente tutti insieme e hanno un vantaggio di 28 secondi su 4 atleti che sono all'inseguimento, 40 secondi su altri 10, quindi vedete il frastagliamento e la selezione al terzo passaggio sulla salita sul circuito che prevede il Gran Premio della Montagna di Guizza. Il gruppo principale è cronometrato a 50 secondi, mentre nel gruppo di testa rimangono in 9 perché perde contatto Bortolami, dorsale numero 72. Questi che abbiamo visto poco fa. Allora, questo è un gruppettino di 6. Attenzione, cerchiamo di fare un po' di ordine. Allora, gruppettino di 6 atleti che probabilmente rappresentano la testa della corsa, attenzione, quindi sono altri che si sono staccati, non solo Bortolami. Vedete che da questa stagione abbiamo anche l'ausilio della grafica, sulla sinistra potete verificare anche quanto manca al traguardo,
Siamo con le immagini sulla testa della corsa e mancano praticamente 44 km al traguardo di San Vendemiano. E 500 metri ormai al Gran Premio della Montagna. Allora abbiamo il dorsale 55, cerchiamo di fare un po' di ordine perché allora passaggio al Gran Premio della Montagna 55, 7, 18, allora con il dorsale 55 Mattia Fracasso della Faezanè CSZ Sandrigo Bike, con il dorsale 18 Gis Schonvelde della Grenke Auto Eder. Sono 6 uomini al comando, passaggio al Gran Premio della Montagna, quindi terzo passaggio al Gran Premio della Montagna. Tra poco avremo anche questi sono gli altri tre che si sono staccati e poi in fondo si scorge anche Bortolami e va a completare appunto il gruppetto di 10 che da qualche chilometro è in fuga. E tra l'altro con un discreto vantaggio nei confronti i sei che sono al comando, un discreto vantaggio nei confronti del gruppo principale che sta arrivando proprio in questo momento, dopo aver superato il Gran Premio della Montagna, questa curva sulla sinistra per iniziare a pedalare in un tratto di strada in discesa. C'è ancora spazio, chiaramente, molto spazio per recuperare la situazione, ma vedete che anche nel gruppo principale 172 corridori al via, ce ne sono 10 e praticamente una trentina, forse 40 che fanno parte del gruppo, quindi sono rimasti 50 corridori dei 172 che hanno preso il via e che possiamo considerare ancora parte della corsa. Allora, con il 153 allora andiamo per ordine. In prima posizione al Gran Premio della Montagna non è ancora arrivato il verdetto ufficiale da parte della giuria. Qui con il dorsale 145 siamo in compagnia di Conor Wright. Allora, al Gran Premio della Montagna Matej Boldirev, Serangeli in seconda posizione, Kuntaric in terza posizione. Cerchiamo di recuperare la composizione del primo gruppo di questi 6 atleti. Allora, Kuntaric, Serangeli e Boldirev, che sono i 3 che sono transitati al Gran Premio della Montagna. Con il dorsale poi 55 abbiamo Mattia Fracasso, con il dorsale 18 abbiamo Gis Schonvelde, e poi con il dorsale 7 abbiamo Valentin Hofer. Questi sono i 6 uomini al comando. 6 uomini al comando, riepiloghiamo ora, dopo aver avuto appunto la certezza. Con il dorsale 7 Valentin Hofer della Cannibal Bahrain Victorious, con il dorsale 18 Gis Schonvelde della Grenke Auto Eder,
Con il dorsale 51 Vania Zibert Kuntaric della Poggi Team UAE Generali, con il dorsale 55 Mattia Fracasso Faisanè CSZ Sandrigo Bike, con il dorsale 62 Giacomo Serangeli Team Vangi Il Pirata e con il dorsale 163 il russo Matej Boldirev della PC BX Erbre Tortosa. Formazione spagnola. Questi 6 uomini hanno 38 secondi di vantaggio nei confronti del dorsale 145 che poco fa Connor Wright della Araskip Capital Team, formazione australiana, e hanno 54 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo principale che è composto da circa una quarantina di atleti. Non è più solo il 145 Connor Wright, perché ci sono altri che sono rientrati su di lui. Ora andiamo a ricostruire anche la composizione di questo quartetto. C'è un uomo della Petruccia Stale Stefen, ma non sono ancora riuscito ad individuare il numero. Comunque la differenza tra il sestetto al comando e i 4 uomini all'inseguimento, siamo intorno ai 30 secondi. Qui ritorniamo davanti con il gruppo di testa, in ultima posizione, in sesta e ultima posizione Gis Schonvelde, corridore olandese della Grenke Auto Eder, formazione tedesca, curva a destra e si inizia a salire. Ora in ultima posizione Mattia Fracasso della Faisanè CSZ Sandrigo Bike. Ed è Valentin Hofer, ora rilevato da Kuntaric, che si carica sulle spalle la responsabilità di fare l'andatura in questo impegnativo tratto in salita. Nel frattempo abbiamo la composizione del gruppo all'inseguimento cronometrato con 25 secondi. Abbiamo il dorsale 108 Eric Zanolini della Petruccia Stale Stefen, abbiamo il dorsale 145 Connor Wright dell'Araskip Capital Team, abbiamo il dorsale 147 Jonas Shelverton sempre della Araskip Capital Team e il dorsale 137 e si tratta di Frick de Kock della Gudenbod Park Hotel, formazione olandese. Sulla sinistra la testa della corsa con un pimpante Boldirev che quando la strada sale riesce sempre a fare la differenza. Qui siamo sugli inseguitori. C'è selezione nel quartetto, c'è molta selezione nel quartetto all'inseguimento. È bella questa progressione davvero di Connor Wright, che già al giro precedente in questo tratto impegnativo in salita aveva provato a fare la differenza e vedete anche visivamente la differenza che c'è tra il ritmo che riesce a fare Connor Wright e ciò che stanno riuscendo a fare gli uomini, i 6 uomini che sono al comando. Mentre mancano 50 km al traguardo e la media altissima, media veramente molto molto alta, considerato anche il percorso particolarmente impegnativo.
Allora attendiamo che inizi la discesa in modo definitivo, anzi ci andiamo subito, prego la regia di mandare in onda il secondo contributo che abbiamo con altre interviste realizzate da Andrea Finn prima della partenza. Mattia Agostinacchio, dal mondiale di Levin nel ciclocross alla strada, come sta andando innanzitutto il tuo inizio di stagione con la Trevigliese? Per ora sta andando molto bene e questa qua è la terza gara che faccio. E è un livello molto alto quello di oggi e la gara verrà secondo me molto dura e vediamo come andrà. Un percorso esigente, sarà un bel test per le tue gambe? Sì, sicuramente, questo qua penso che sarà un grosso test per vedere come sono messo a livello anche estero. Quali sono i tuoi obiettivi invece per la stagione 2025? Il mio obiettivo è solo migliorare e divertirmi per questa stagione. Matteo Mengarelli, maglia del team Fratelli Giorgi, tra i più attesi al via quest'oggi. Intanto come stai? Ma sicuramente bene, ho visto anche 2 giorni fa a Liberazioni Masse che stavo molto bene anche in salita, quindi dai, siamo in forma. Il tuo avvio di stagione è stato davvero ottimo, qui a San Vendemiano inizia quasi una seconda parte di stagione. Ma sì, dai, la prima parte è andata bene, ora vediamo di continuare così e magari meglio. Com'è la vostra tattica per oggi, per questo giro di primavera? Ma vedremo come andrà avanti la corsa e decideremo. Roberto Cappello, ieri al Trofeo Emozioni più di 50 km da solo in fuga, intanto hai recuperato dalle fatiche di ieri? Ma spero, guardo come sto i primi giri, cerco di recuperare e di fare il meglio nel giro in salita. Un team Grenke Autoheder che ci ha abituati bene a grandi successi, in questo mese di aprile sono arrivati tanti piazzamenti, è oggi il giorno giusto per vincere? Ma abbiamo già vinto con un mio compagno sia la Roubaix che la prima gara a Reichenbruck e questa settimana è mancata la vittoria, però c'è ancora oggi. Un percorso esigente quello di oggi? Sicuramente, sono tutte rampe dure, poi si farà sentire sulle gambe anche la gara di ieri e per alcuni di venerdì, quindi... Il meglio del ciclismo italiano ed internazionale è tornato su Extra Ciclismo. Ogni giovedì sera a partire dalle 21.05 su Telechiara e in streaming su ciclismoweb.net potrete seguire tante gare, tante immagini, tante emozioni, comprese queste della gara che state seguendo in diretta. Noi siamo pronti a raccontarvi il ciclismo in tutte le sue sfaccettature. Vi aspettiamo! Altro blocco di interviste, abbiamo sentito altri attesi protagonisti, Mattia Agostinacchio, campione del mondo ciclocross della categoria juniores, titolo conquistato lo scorso mese di gennaio a Leuven in Francia, Matteo Mengarelli e Roberto Cappello, che ricorderete protagonista ieri, chi ci ha seguito ieri nella quinta edizione del Trofeo Emozione, in fuga per oltre 50 km, solitario nel finale, nel momento in cui il gruppo si stava avvicinando anche dei fastidiosissimi crampi che praticamente non gli hanno più consentito di avere quella efficacia nella pedalata, ha dovuto praticamente fermarsi, rallentare, il gruppo l'ha ripreso in un attimo e poi non abbiamo informazioni chiaramente se sia riuscito a terminare la corsa o se invece questi crampi lo abbiano costretto al ritiro. Gli auguriamo di aver recuperato perché oggi è una giornata particolarmente impegnativa. Situazione, come potete vedere, che non è cambiata: 6 uomini al comando: Hofer, Schonvelde, Kuntaric, Fracasso, Serangeli e Boldirev. Al loro inseguimento tutto solo, ancora una volta, Connor Wright, che è cronometrato con un ritardo di circa una trentina di secondi nei confronti dei 6 uomini al comando, che hanno iniziato a salire ancora per la 4ª volta verso il Gran Premio della Montagna di Guizza. C'è molta stanchezza, come potete ben vedere, come potete constatare. Continua ad essere particolarmente brillante la pedalata di Wright rispetto a quella dei 6. Wright che, contrariamente alle ultime indicazioni che abbiamo avuto sul suo ritardo, sembra avvicinarsi in modo costante ma inesorabile ai 6 uomini di testa che sono lì dietro la curva, quindi sono meno dei 30 secondi che ci erano stati comunicati, saranno almeno la metà, però insomma c'è sempre un gap da chiudere per Wright che con bella azione solitaria
sembra ormai essere in procinto di agganciare i 6 uomini di testa e quindi a breve potremo avere un gruppetto di 7 atleti. Non abbiamo informazioni di quanto stia avvenendo invece nelle retrovie. Il gruppo principale viene segnalato con un ritardo di 1 minuto, Wright viene segnalato invece con un ritardo di 26 secondi a occhio e croce. Questa bella immagine dal drone mi fa ritenere invece che siano una quindicina, anzi forse meno, e tra poco, a breve, ci potrebbe essere il ricongiungimento. Questo per il piacere di Wright, chiaramente, che ritorna in testa alla corsa, recupererà un po' e soprattutto anche a beneficio di tutti gli altri, perché l'australiano sta dimostrando di avere veramente una grande gamba e potrebbe essere di grande aiuto per tutti per continuare a portare avanti questo importante tentativo quando abbiamo superato ormai i meno 50 al traguardo. Questo è il 4º passaggio tra poco al Gran Premio della Montagna di Guizza e ce ne saranno altri due poi successivamente prima di lasciare definitivamente il circuito collinare per dirigersi verso San Mendemiano, dove è posto il traguardo. 6 uomini al comando che continuano ad essere Hofer, Schoenwelde, Kuntaric, Fracasso, Serangeli e Boldirev. Tra poco si inizierà nuovamente a salire dopo questo tratto in falsopiano e si andrà verso il Gran Premio della Montagna, che sarà superato per la 4ª volta. Wright ora è segnalato a 10 secondi di ritardo, mentre nel frattempo un piccolo aggiornamento anche su ciò che sta accadendo, o meglio ciò che è accaduto a Liegi. Oggi si correva la 111esima edizione della Doyenne, della decana delle classiche, monumento appunto la Liegi-Bastogne-Liegi, e pensate un po' a conquistare il successo del 3º successo in questa gara Tadej Pogačar, che termina in modo trionfale questa sua straordinaria primavera dopo essere stato praticamente sul podio in tutte le 4 prove monumento che si sono svolte in questa stagione 2025, 3º sul traguardo della Milano-Sanremo, 1º sul traguardo del Giro delle Fiandre, 2º alla Parigi-Roubaix, alla prima esperienza alla Parigi-Roubaix, 1º ancora una volta ed è la 3ª alla Liegi-Bastogne-Liegi, quindi complimenti al campione del mondo che ancora una volta ha fatto vedere cose straordinarie. Nel frattempo concentriamoci su ciò che stanno facendo questi giovani ragazzi e chissà se tra di loro ci sarà anche qualcuno che certamente ci sarà, che a breve, tra qualche stagione, farà parlare di sé nella massima categoria, nella categoria professionistica appunto, mentre Wright ha ormai chiuso il gap che lo separa dai 6 uomini che stanno guidando la corsa e abbiamo in questo momento praticamente 7 uomini al comando, perché a Hofer, a Schoenwelde, a Kuntaric, a Fracasso, a Serangeli, a Boldirev va ad aggiungersi proprio in vista, dopo aver superato il Gran Premio della Montagna, anche Conor Wright, che con bella azione solitaria si riporta in testa alla corsa. 36 km e 500 metri al traguardo. Di una gara che si preannunciava particolarmente impegnativa e che sta rispettando assolutamente le attese. E vedete che vantaggio nel frattempo i 7 uomini al comando siano riusciti ad accumulare nei confronti del gruppo principale che vedete transitare in questo momento al Gran Premio della Montagna. Quindi una situazione che non sarà facile da ricomporre per chi vorrà tentare di ritornare in testa alla corsa. Gruppo che viene cronometrato con un ritardo di 1 minuto e 10. 1 minuto e 10, quindi aumenta ancora il ritardo nei confronti dei 7 uomini al comando, che sono appunto diventati 7 con l'inserimento e con il riaggancio di Conor Wright della Araskip Capital Team, formazione australiana.
E Conor Wright, vedete, non si fa pregare perché entra immediatamente nel giro, diciamo così, e va a dare anche lui il proprio contributo per alimentare questo importante tentativo che rischia, attenzione, se dietro non ci sarà un'organizzazione sufficientemente efficace, che rischia di diventare il tentativo definitivo. Al quarto passaggio al Gran Premio della Montagna c'è di nuovo la prima posizione per Matej Boldirev, che abbiamo capito intanto ha messo nel mirino questa speciale classifica che poi assegnerà, oltre che i premi in denaro, anche la maglia verde per il vincitore della speciale classifica dei Gran Premi della Montagna. Maglia verde che premierà appunto colui che avrà accumulato il punteggio maggiore nei 6 Gran Premi della Montagna previsti, la maglia rossa per chi invece ha accumulato il maggior punteggio nei 5 traguardi volanti in programma, e poi la maglia gialla che andrà a vestire le spalle del vincitore. Hofer, Schoenwelde, Kuntaric, Fracasso, Serangeli, Wright e Boldirev. 7 uomini al comando, 1 minuto e 10 il loro vantaggio nei confronti del gruppo principale. Nel frattempo viene segnalato dal gruppo l'uscita del dorsale 89, Andrea Moretti delle Industrie Forniture Moro, che pedala con un vantaggio di 7 secondi, questo è il rilevamento che arriva da Radio Informazioni, nei confronti del gruppo al suo inseguimento. Però ribadisco, non sarà semplice, anzi tutt'altro, andare a recuperare questi 7 uomini che stanno pedalando di comune accordo, distribuendosi la fatica. Stanno affrontando praticamente la quinta delle 6 tornate in programma, che misura complessivamente 10 km e 200 metri e che viene definito circuito alto, perché appunto dopo da San Bennemiano, dove c'era il circuito basso o il circuito pianeggiante, ci si sposta nella zona di Conegliano in questo circuito collinare che misura 10 km e 200 metri e che i corridori dovranno affrontare per 6 volte. Sulla destra vedete in questa bella immagine il dorsale 89 che è riuscito a staccare ulteriormente il gruppo principale, Andrea Moretti delle Industrie Forniture Moro, che ha la nostra motoripresa alle spalle, quindi mi fa pensare che abbia anche un vantaggio tale da consentire appunto alla nostra moto di rimanere in quella posizione, però si volta. Evidentemente non è particolarmente determinato, perché non sarebbe semplice comunque andare a chiudere da solo nei confronti dei 7 uomini al comando, operazione che però è riuscita a Wright, che soprattutto nei tratti in salita ha recuperato moltissimo nei confronti dei 6 uomini che erano al comando e che ora sono i suoi compagni di avventura, perché si è formato questo gruppetto di 7. Ho la sensazione che sia aumentato ancora il vantaggio dei 7 nei confronti del gruppo principale, mi riferisco soprattutto a quello. Evidentemente non si è ancora venuta a creare quella situazione di collaborazione o di sinergia tra le formazioni in grado, bisogna vedere anche se ci sono le forze, attenzione, perché stiamo parlando comunque di atleti che hanno partecipato alcuni ad entrambe le prove, venerdì e sabato a Monfalcone, alla Coppa Montes, e ieri a Pordenone con il trofeo Emozione, altri che hanno corso solo in una occasione e sono alla partenza oggi, però insomma c'è una certa stanchezza, stiamo parlando di ragazzi di 17-18 anni, molti di loro, spero moltissimi, sono ancora impegnati nella scuola, con la scuola, e pertanto non è facile trovare il tempo di allenarsi e di essere all'altezza di manifestazioni di questa rilevanza. Un chilometraggio importante anche oggi, 129 chilometri, e soprattutto un percorso molto molto esigente, lo abbiamo sentito un po' da tutte le interviste
che sono state raccolte dal nostro Andrea Finn prima della partenza, tanto rispetto e tanta preoccupazione per il percorso chiaramente che veniva proposto, che il San Bendemiano Cycling Team guidato da Mattia Amadio ha proposto anche in questa edizione della 14ª del Gran Premio Primavera. A breve tra l'altro andremo ad ascoltare anche le parole di Mattia Amadio, il presidente della società organizzatrice, ex corridore, giovane appassionato, ed è sempre bello e interessante vedere giovani che sono cresciuti ciclisticamente in una società che poi insomma per varie ragioni hanno smesso di fare agonismo e si sono dedicati ad altre attività lavorative, ma che poi ritornano a dare il loro contributo a giovani come lo erano loro, per aiutarli a crescere e per dare loro delle opportunità. Quindi complimenti a tutto il consiglio direttivo del San Bendemiano Cycling Team, che è praticamente il gruppo sportivo sorella del Veloce Club San Bendemiano, fratello o sorella, insomma decidete voi, ma la famiglia è la stessa e c'è una grande sinergia, una grande collaborazione. Ora, se proprio in questo tratto impegnativo di salita Wright nelle 2 tornate precedenti ha fatto la differenza e soprattutto in questo tratto in salita era riuscito a recuperare molto margine nei confronti dei fuggitivi, ora sta pagando, vedete che sta pagando, è in difficoltà l'australiano Wright, che perde contatto, riceve anche una importante dose di acqua sul viso per riprendersi, mentre nel frattempo dalle retrovie c'è un uomo della Cannibal Bahrain Victorious e si tratta del dorsale numero 8 Jan Jakowiak, con un uomo della Grenke Autoeder, che sono usciti dal gruppo e stanno tentando di riportarsi. Sono 2 delle formazioni, se non le formazioni più accreditate, sono formazioni sviluppo delle 2 grandi formazioni World Tour, Bahrain Victorious e Red Bull Bora, che fanno scouting un po' in tutto il mondo per andare a scegliere i propri giovani, per andare ad individuare e selezionare i giovani più interessanti e farli esordire nelle loro formazioni giovanili satellite. È riuscito nel frattempo Conor Wright a recuperare terreno e noi ne approfittiamo per mandare un altro contributo, e si tratta dell'intervista al presidente del San Bendemiano Cycling Team, Mattia Amadio. Prego regia. Mattia Amadio, pronti per la 14ª edizione del Giro di Primavera? Ormai è una grande classica per gli juniores. Siamo prontissimi, da questa mattina alle 6 siamo già nel parco gara. La manifestazione ci svolgerà, speriamo, al meglio, e stiamo presentando le squadre, un numero numeroso di stranieri e di italiane. Speriamo sia una bella giornata di ciclismo. Un grande orgoglio aver portato il meglio del ciclismo internazionale di questa categoria al via. Sì, siamo molto soddisfatti appunto per questi 14 team stranieri. Speriamo vinca un atleta che abbia un buon futuro, e in bocca al lupo a tutti i partecipanti. E infine una battuta su questa splendida giornata di sole. C'è qualcuno che sicuramente sta guardando giù? C'è il zampino del nostro amato Gino, che sicuramente ci darà un conforto, e per il momento ci ha già dato il sole, e poi vedremo per il proseguo della giornata, ma è sempre lì che ci guarda sicuramente. Il meglio del ciclismo italiano ed internazionale è tornato su Extra Ciclismo. Ogni giovedì sera a partire dalle 21:05 su Telechiara e in streaming su ciclismoweb.net potrete seguire tante gare, tante immagini, tante emozioni, comprese queste della gara che state seguendo in diretta. Noi siamo pronti a raccontarvi il ciclismo in tutte le sue sfaccettature. Vi aspettiamo! Ritorniamo in corsa con una situazione che vede sempre 7 atleti al comando. Nel frattempo è stato ripreso Andrea Moretti, dorsale 89 della Industria Forniture Moro,
che aveva cercato tutto solo di sorprendere la compagnia, e dietro, tra i principali inseguitori, anzi i due inseguitori che abbiamo visto scattare in salita, due inseguitori del gruppetto di 7 che sta guidando la corsa, si tratta di Jan Jakobiak della Cannibal Bahrain Victorious e del danese Lidolm Noah Andersen della Grenke Auto Eder. Ecco, il danese non collabora perché davanti c'è Schoenwelde, ma anche Jakobiak ha un compagno di squadra davanti, si tratta di Hofer, ma abbiamo visto che la scelta dei due inseguitori è diversa, perché nessuno dei due, se facciamo riferimento in relazione ad uno degli aspetti del manuale, diciamo così, del buon comportamento in corsa, ha un compagno di squadra davanti e nessuno dei due dovrebbe collaborare. Vedete che Jakobiak e Andersen sono riusciti a fare una discreta differenza. Ora vediamo Andersen, sì, prende anche lui la testa, quindi ha deciso di collaborare, mi sembra la scelta migliore, perché insomma non ci sono assolutamente certezze, mancano ormai meno di 30 km dal traguardo, sono due tra gli atleti più importanti e più attesi in gara che stanno facendo la differenza proprio nella quinta tornata del circuito alto, del circuito che prevede molti saliscendi, il Gran Premio della Montagna di Guizza, verso il quale i corridori stanno andando per superarlo per la quinta e penultima volta. Ci sarà poi un sesto passaggio e al prossimo Gran Premio della Montagna, al successivo, scusate, Gran Premio della Montagna dopo quello che stiamo seguendo, mancheranno solo 9 km e 900 metri al traguardo. Continua a faticare Conor Wright, che evidentemente ha dato tutto nella tornata precedente, vedete che si mantiene costantemente in ultima posizione. Un giro fa, 10 km e 200 metri fa, proprio in questo tratto era riuscito a rientrare e ora sta pagando lo sforzo in cui si è impegnato in quel spettacolare inseguimento. Qui vediamo Jakobiak e Andersen da questa bella immagine dall'alto, che hanno un vantaggio di circa 150 metri nei confronti del gruppo, e sono i due, Jakobiak ed Andersen, a soli 38 secondi dai 7 al comando. Il gruppo principale è cronometrato ad 1 minuto di ritardo, quindi continua ad essere molto aperta la situazione, nulla è scontato né per chi è davanti, che comunque continua ad avere molte chance da potersi giocare, nemmeno per chi è dietro all'inseguimento, anche se non potrà assolutamente sottovalutare il vantaggio che nel frattempo i 7 uomini al comando sono riusciti ad accumulare. È una situazione secondo me favorevole per i 7 uomini al comando, a meno che non inizino assolutamente a non collaborare e non a darci dentro come invece è necessario fare, perché ho la sensazione che dietro non ci siano delle formazioni. Per esempio i due contrattaccanti fanno parte di due formazioni che hanno già 2 elementi tra i 7 uomini di testa, quindi non c'è una formazione o più formazioni che non sono presenti nella fuga, che sono in grado e che hanno la capacità di organizzarsi. Ho questa sensazione vedendo i movimenti che ci sono in corsa. D'altronde ci si attendeva una corsa particolarmente impegnativa e direi che le attese e le premesse sono state ampiamente rispettate, ed entriamo ora nella fase finale, quella che potrebbe regalarci ulteriori sorprese, perché insomma gli ultimi chilometri, gli ultimi 20 km, 25 km sappiamo bene essere anche i più impegnativi, anche in relazione al fatto che molti degli atleti in gara sono stati impegnati sia ieri che l'altro ieri nelle 2 manifestazioni, anche quelle internazionali che vi abbiamo proposto, da Monfalcone la Coppa Montes e da Pordenone il trofeo Emozione. Non ci sono aggiornamenti, sempre 7 uomini al comando e a fare il fanalino di coda del gruppetto dei 7 l'australiano Conor Wright. Dietro 2 uomini che nel frattempo tra di loro c'è una certa differenza, una decina di metri di differenza, Jan Jakobiak e Noah Andersen, e dietro di loro il gruppo principale.
ed è Matej Boldirev che va a conquistare probabilmente, perché vedete lì il Gran Premio della Montagna è lì a 20 metri, ed è il russo che passa in prima posizione davanti a Serangeli e in questa occasione a Kuntaric, sempre loro che hanno messo nel mirino questa speciale classifica, che poi chiaramente ci sarà per Boldirev la maglia verde oltre al premio in denaro, e per il secondo e il terzo solo il premio in denaro. Quindi traguardi che vengono posti, chiaramente traguardi volanti dei Gran Premi della Montagna, per animare e per dare delle motivazioni. Attenzione, perché stanno rientrando Andersen e Jakowiak, quindi si compone, ecco, con questa bella immagine dall'alto abbiamo avuto la possibilità di vedere in diretta l'aggancio di Jakowiak e di Andersen, che vanno ad aggiungersi a Hofer, a Schonwelde, a Kuntaric, a Fracasso, a Serangeli e a Wright e a Boldirev, formando questo gruppo di 9 corridori che sono al comando della corsa. 9 corridori, di cui 2 formazioni sono in superiorità numerica, e sono le 2 formazioni più attese, che anche nelle interviste di alcuni protagonisti abbiamo sentito essere le più temute. Si tratta della Cannibal Bahrain Victorious, che ha in ammiraglia Francis Van Mechelen, che è rappresentata da Hofer e da Jakowiak, e la Grenke Autoeder, guidata in ammiraglia da Gregor Gazvoda, che ha in Andersen ed in Schonwelde i 2 rappresentanti. Quindi a mio parere diventa ancora più problematico a questo punto per il gruppo. Diminuiscono le chance di poter rientrare in testa alla corsa, a meno che, attenzione, ora considerata la superiorità numerica della formazione della Cannibal Bahrain Victorious e della Grenke Autoeder, gli altri 5 non lascino sulle spalle dei componenti di queste 2 formazioni, quindi Hofer e Jakowiak per la Cannibal Bahrain Victorious ed Andersen e Schonwelde per la Grenke Autoeder, la responsabilità di tentare di portare in porto questo tentativo, questa fuga. Nel frattempo c'è un corridore che è uscito dal gruppo, si tratta di un portacolori del Team Giorgi, se riconosco la maglia, sì, certamente, si tratta del dorsale 24 Matteo Mengarelli, che si sta riportando nel frattempo su altri 2 atleti che erano usciti prima di lui dal gruppo. Abbiamo 9 uomini al comando e questo terzetto che si è formato alle loro spalle, dorsale 143 e dorsale 17. Allora, per il 143 si tratta di Vinny Manion della Araskip Capital Team, e dorsale 17 Michael Muris, sempre della Grenke Autoeder, che insieme a Mengarelli stanno tentando di riportarsi in testa alla corsa. Non abbiamo riferimenti su quale sia il loro ritardo, mentre è confermato i 9 uomini al comando, che vi ho poc'anzi tra l'altro citato nella composizione, questo gruppo di 9 che è impegnato nella 6ª e ultima tornata del circuito alto. Quindi ancora un Gran Premio della Montagna da superare, e poi ci si avvierà velocissimi verso San Vendemiano. Dal Gran Premio della Montagna, vi ricordo, 9 km e 900 metri per arrivare sulla linea del traguardo a San Vendemiano, la stessa linea del traguardo dove tra l'altro si decide e dove termina la prova internazionale dedicata agli Under 23, Trofeo Città di San Vendemiano, Gran Premio Industria e Commercio. Hofer, Jakowiak, Andersen, Schonwelde, Kuntaric, Fracasso, Serangeli, Wright, Boldirev,
Solo 2 italiani in questo gruppo, Fracasso e Serangeli, Mattia Fracasso della Faisanè, CSZ Sandrigo Bike, e Giacomo Serangeli del team Vangi Il Pirata. Gli altri sono tutti atleti stranieri di varie nazionalità, appartenenti tra l'altro a formazioni straniere. Bellissima giornata di sole, abbiamo anche nell'ultima intervista che abbiamo ascoltato, contributo che ci ha inviato e raccolto prima della partenza da Andrea Finn, l'emozione anche di Mattia Amadio, il presidente del San Vendemiano Cycling Team. Emozione, responsabilità, consapevolezza chiaramente della responsabilità, ma l'emozione soprattutto nel momento in cui ha ricordato il suo predecessore Gino Mazzer, a cui è intitolato anche il primo trofeo alla memoria, primo trofeo Gino Mazzer, mentre la 5ª edizione del Memorial Paolo Sant, ex ciclista, anche lui scomparso a soli 44 anni. Nel dicembre del 2020, ed è la 5ª edizione appunto in cui viene ricordato dopo la sua prematura scomparsa. E tra l'altro proprio il papà di Paolo Sant ha dato il via alla gara, a questa 14ª edizione del Gran Premio Primavera. Sulla sinistra avete i 9 uomini al comando, la testa della corsa, tra poco, tra un centinaio di metri, secca curva a destra per andare ad iniziare nuovamente a salire. Sulla destra invece la nostra motoripresa numero 2, condotta da Diego Santarossa e Roberto Casarina alle riprese, è con il terzetto composto da Muris, Mengarelli e Magnon, mentre i 9 uomini al comando hanno già iniziato a salire nuovamente in questo tratto particolarmente impegnativo. Dietro scorgiamo le motostaffette che anticipano invece il terzetto che è al loro inseguimento. 9 uomini al comando, il terzetto sulla destra lo vedete che proprio gira a destra in questo momento, sono circa una 40 di secondi di ritardo, vediamo se nel frattempo arriva. L'ultimo rilevamento cronometrico dava un ritardo di 33 secondi per il terzetto, composto da Muris, Mengarelli e Magnon. Gruppo 1 e 15 molto frazionato, infatti vedete che alle spalle di Mengarelli, di Muris e di Magnon ci sono altri corridori che stanno arrivando, che nel frattempo sono usciti ancora dal gruppo. Vinny Magnon a fare l'andatura in questo tratto in salita, tiene bene Mengarelli, invece fa fatica Mikel Muris che perde leggermente contatto. Matteo Mengarelli invece si mantiene sulla ruota di Vinny Magnon. Davanti si fa fatica, ma nessuno perde contatto e nessuno prende per ora l'iniziativa. Molto intelligentemente ha affrontato nelle prime posizioni all'inizio della salita Conor Wright e ora piano piano si sta facendo sfilare. Attenzione perché è Kuntaric, lo sloveno Kuntaric del Poggi Team UAE Generali, chissà se lo hanno avvisato che Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, sta cercando di emulare il connazionale. Tra l'altro Poggi Team, il nome della squadra, UAE Generali, capite che c'è un collegamento, insomma, come il fuoriclasse sloveno. Tadej Pogacar si è impegnato anche ad aiutare e a sostenere il ciclismo giovanile nel suo paese con la creazione di questo gruppo sportivo Poggi Team, che da lui stesso è diciamo così finanziato. La testa della corsa sulla sinistra, 2 uomini sono rimasti, 2 uomini, Mengarelli e Vinny Magnon. Stanno arrivando altri perché sì, era da aspettarselo, altri atleti che stanno arrivando. Fatica anche Mengarelli a tenere il ritmo di Vinny Magnon, che si alza sui pedali per provare a rilanciare la propria azione. Mentre i 9 uomini al comando hanno terminato questo tratto particolarmente impegnativo,
E direi a questo punto, prima di andare a seguire l'ultimo passaggio al Gran Premio della Montagna, di andare con un contributo, questa volta pubblicitario, ma non andate via, restate qui con noi un paio di minuti e torniamo immediatamente. Prego regia. Il meglio del ciclismo italiano ed internazionale è tornato su Extra Ciclismo. Ogni giovedì sera a partire dalle 21.05 su Telechiara e in streaming su ciclismoweb.net potrete seguire tante gare, tante immagini, tante emozioni, comprese queste della gara che state seguendo in diretta. Noi siamo pronti a raccontarvi il ciclismo in tutte le sue sfaccettature. Vi aspettiamo! Bene, stiamo vedendo queste immagini che voi direte, ma cosa stiamo vedendo? Abbiamo sbagliato trasmissione? No, auguri Silvano, e lo vedete perché questo signore che ha in mano la torta è il nostro Silvano Daros, il pilota di Moto1, che porta Andrea Fin come passeggero, che ci propone le immagini dalla testa della corsa, che ieri però si festeggia oggi perché ieri non c'è stato il tempo di farlo, ha compiuto 69 anni, quindi tanti auguri Silvano, ed è stato festeggiato da tutti i colleghi, sia anche Roberto Casarin, che è il nostro operatore su Moto2, che gli ha portato la torta insieme a Diego Santarossa, che è il pilota di Moto2, ma anche da tutti i motociclisti che sono a servizio a San Vendemiano oggi per garantire la sicurezza, quindi le motostaffette, quelli che in gergo si chiamano operatori delle motostaffette, che sono fondamentali e importantissimi per garantire lo svolgimento regolare della manifestazione e soprattutto, non solo dal punto di vista regolamentare, anche dal punto di vista essenziale della sicurezza, aspetto che a San Vendemiano hanno sempre curato con grande attenzione, e anche in questo 2025, sia nella manifestazione dedicata lo scorso 13 di aprile agli Under 23, l'internazionale trofeo Città di San Vendemiano, e oggi al 14° Gran Premio Primavera, abbiamo visto degli ulteriori, diciamo così, step di avanzamento, con ulteriori investimenti in strutture per andare, diciamo così, a mettere in sicurezza i punti più critici del percorso. Vedete in testa la corsa, nel frattempo siamo ormai nel finale di gara, e vedete come tra i 9 uomini al comando non c'è nessuna intenzione di andare tutti insieme al traguardo di San Vendemiano. Si sta salendo per la 6ª e ultima volta verso il Gran Premio della Montagna di Guizza, e ci sono degli attacchi. Ci eravamo lasciati con 9 uomini, qui ne sono rimasti 5, quindi ce ne sono 4 che nel frattempo hanno preso il largo. Allora, 2 uomini, eccoli qua, tra poco andremo ad individuarli.
mentre nel frattempo dietro all'inseguimento insieme a Mengarelli e a Vinny Manion si sono aggiunti Mattia Agostinacchio e Brandon Fedrizzi. Mattia Agostinacchio, campione del mondo di ciclocross in carica della categoria juniores della ciclistica trevigliese, e Brandon Fedrizzi della Petruccia Sali Stefen, che ha una gran voglia di rifarsi dopo le 2 piazze d'onore sia a Monfalcone venerdì sia ieri a Pordenone. Però ci sono 2 uomini al comando, mancano 18 chilometri al traguardo. Tra poco andremo ad individuare anche di chi si tratta. Sono 2 uomini che facevano parte del gruppo di 9 che avevamo lasciato prima di andare in pubblicità. Tra poco, soprattutto con la moto ripresa al seguito, saremo in grado di andare ad individuare di chi si tratta. Queste immagini dall'alto purtroppo non me lo consentono. Intanto attenzione, perché c'è Kuntaric che tutto solo sta provando a rientrare sulla coppia al comando. Ho l'impressione si tratti di un uomo della Cannibal Bahrain Victorious e un componente della Grenke Auto Eder, che hanno un centinaio di metri di vantaggio nei confronti di Kuntaric, lo sloveno della Poggi Team, che sta cercando di riportarsi su di loro in questo tratto in falso piano, prima di iniziare nuovamente a salire verso il Gran Premio della Montagna di Guizza. Sì, allora le formazioni sono queste: Cannibal Bahrain Victorious e Grenke. Allora, con il dorsale 13 si tratta di Andersen e con il dorsale 8 di Jakowiak. Andersen e Jakowiak, che sono stati tra l'altro gli ultimi 2 a rientrare nel gruppetto di 7, formando appunto i 9 atleti che facevano parte del gruppo di testa. Prima della pausa pubblicitaria vediamo se Kuntaric riesce a rientrare, sempre lì non è semplice, ci vorrebbe un rallentamento davanti per permettere al portacolori della Poggi Team Vania Zibert Kuntaric di rientrare sulla coppia al comando, e ho anche la sensazione che sarà difficile allora scusate, perché sì, perfetto, la grafica è corretta, sono io che vi ho dato una informazione errata fino a questo momento, perché parlavo di 9 km e 900 metri per raggiungere il traguardo di San Vendemiano dopo l'ultimo Gran Premio della Montagna, dove la coppia di testa e Kuntaric sono appena transitati. Invece in realtà sono 15 km che mancano al traguardo di San Vendemiano, perché c'era una discrepanza tra ciò che vi ho raccontato fino a questo momento e la grafica, ma ha ragione la grafica, quindi chiedo perdono. 15 km ora, qui abbiamo un sestetto che sono i corridori che sono stati staccati praticamente da Andersen e Jakowiak e Kuntaric, che si trova nel mezzo, e vediamo se in questo tratto in discesa riuscirà a recuperare nei confronti della coppia al comando. Con Andersen, il danese Andersen, che sta dando un contributo ora il polacco Jakowiak che fa l'andatura,
portacolori della Cannibal Bahrain Victorious. È stato 20° nella Coppa Montes Jakowiak venerdì, quinto alla Parigi-Roubaix il 13 aprile scorso, di categoria chiaramente. Per quanto riguarda Andersen, quanto riguarda Andersen, vi dicevo, il danese Andersen, 18enne danese, quarto ieri sul traguardo di Pordenone, settimo al Gran Premio del Perdono il giorno di Pasquetta, altra manifestazione che vi abbiamo proposto, 15° alla Parigi-Roubaix Junior, quindi anche per lui non ci sono successi. 14 km al traguardo per la coppia al comando, con Andersen in questo momento in prima posizione e Jakowiak sulla sua ruota. Andersen portacolori della Grenke Auto Eder e Jakowiak della Cannibal Bahrain Victorious. Vi do anche gli ultimi, non ci sono notizie di Kuntaric. Il fatto che la nostra moto rimanga ferma e posizionata sulla coppia di testa mi fa pensare che difficilmente lo vedremo rientrare, anche perché i due si stanno dividendo, e non poteva essere altrimenti, l'interesse comune, si stanno dividendo la fatica. Ora si gira a sinistra, contrariamente a quanto si è fatto nei giri precedenti, che si girava a destra per andare ad imboccare il Gran Premio della Montagna. Qui invece si pedala in discesa. Allora, 7 secondi, Kuntaric viene cronometrato, però questo era il cronometraggio al Gran Premio della Montagna, dove è passato per primo Andersen davanti a Jakowiak, a 7 secondi è passato Kuntaric, a 39 secondi invece i 6 che insieme a Kuntaric, Andersen e Jakowiak, quindi Hofer, Fracasso, Schonvelde, Serangeli, Boldirev e Wright, con un ritardo di 39 secondi, a 52 secondi altri 5, a 1,18 altri 2, a 2 minuti e 07 il gruppo, quindi questi distacchi a testimonianza della grande selezione che ci si attendeva e grande selezione che è avvenuta. Sottratto in discesa, i corridori affrontano con determinazione ma allo stesso tempo con prudenza, e ci ha dato l'occasione anche in prossimità di questi rondò e di questi spartitraffico di apprezzare il grande lavoro dal punto di vista di protezione dei punti critici che è stato fatto da parte dell'organizzazione. Dorsale 51 però Kuntaric, che viene dato con pochi secondi, Radio Informazioni parla di pochi secondi di differenza. Vediamo se il nostro Andrea Finn si gira un attimo con la telecamera e cerchiamo di capire se questi pochi secondi siamo in grado di quantificarli. Radio Informazioni segnala proprio 2 uomini al comando, dorsali 13 e 8, dorsale 51 a qualche secondo di ritardo. Quindi qualche secondo può essere tutto, può essere nulla, attendiamo di capire. Io vedo che intanto c'è l'auto dell'assistenza generica, l'auto della direzione di corsa, e ho la sensazione che i qualche secondo di Kuntaric siano in realtà una differenza comunque notevole e difficile da recuperare per il brillante sloveno, che di fronte a 2 atleti di tale levatura, Andersen e Jakowiak, probabilmente dovrà desistere. Qui siamo con il nostro Mengarelli,
che ha sulla sua ruota Schoenwelde, che non collabora chiaramente, non collabora perché c'ha il compagno di squadra Andersen davanti. L'impressione del Kuntaric sia stato ripreso, però non lo vedo tra questi uomini che sono... È arrivato anche il dorsale numero 100, Melsan Idrizzi, piazzato alla Coppa Montes, terza posizione per lui, il portacolori della Autozai Contri, che ieri con Alessio Magagnotti ha conquistato il successo a Pordenone al Trofeo Emozione. Tocca a lui oggi tenere alte le velleità della forte formazione veronese che ha in Fausto Boreggio il direttore sportivo. Dieci chilometri ormai, poco più di 10 chilometri al traguardo di San Vendemiano e sono 53 secondi di vantaggio per la coppia al comando Andersen e Jakowiak nei confronti del gruppo inseguitore, quindi è stato riassorbito Kuntaric, che aveva tentato, pensate, era arrivato a soli 7 secondi di ritardo al Gran Premio della Montagna, ma poi è iniziata la discesa e la pianura e i due hanno aperto il gas e non c'è stato più nulla da fare per il giovanissimo sloveno, che ha dovuto alzare bandiera bianca. Ci stiamo ormai avvicinando, questo è lo stesso finale del... Chi ci segue abitualmente se lo ricorderà, è lo stesso finale del trofeo Città di San Vendemiano, internazionale dedicata alla categoria Under 23, che si è corso in questo 2025, lo scorso 13 aprile. Attenzione perché invece Radio Informazioni segnala che c'è ancora Kuntaric, perché è vero che il gruppo all'inseguimento, una decina di atleti, è cronometrato a 53 secondi, ma Kuntaric è tutto solo cronometrato a 15 secondi dalla coppia al comando, quindi non ha ancora alzato bandiera bianca e credo non abbia nessuna intenzione di farlo, ma sta stringendo i denti e sta tentando nel frattempo, nella speranza che davanti ci sia qualche tentennamento, situazione che finora non abbiamo visto perché Jakowiak ed Andersen si stanno distribuendo e dividendo la fatica per poi giocarsi tutto allo sprint. Vedendo la loro fisionomia, insomma, sono due atleti con caratteristiche da, non voglio dire da scalatori puri, ma insomma da atleti che sanno pedalare in salita, non a caso proprio in salita hanno fatto la differenza. Capire chi ha caratteristiche migliori rispetto all'avversario in quanto a spunto veloce, bisognerebbe conoscerli bene entrambi, cosa che io non sono in grado di fare, mentre nel frattempo Kuntaric, che lo vediamo, è stato raggiunto da Mengarelli e da Schoenwelde. Quindi abbiamo Schoenwelde della Grenke, Mengarelli del Team Giorgi e Kuntaric, che sono cronometrati quando la coppia di testa ormai ha già superato il cartello dei 7 km al traguardo, sono cronometrati con un ritardo di una ventina di secondi. Quindi situazione che si fa particolarmente interessante perché nulla assolutamente è definitivo, perché tre uomini all'inseguimento con Mengarelli particolarmente attivo, d'altronde Schoenwelde non tira perché ha davanti Andersen. Kuntaric ho la netta sensazione che sia abbastanza stanco, Mengarelli che sicuramente è stanco perché siamo nel finale di gara, però dei tre mi sembra quello che sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista diciamo così della condizione sia quello che si sta impegnando di più
per cercare di recuperare il gap nei confronti di Andersen e di Jakowiak. Allora, i tre inseguitori, confermo, Schoenwelde, Mengarelli e Kuntaric. Non è segnalato il vantaggio, mentre per la coppia al comando mancano 5 km al traguardo. Ora Jakowiak. 29 secondi, arriva ora l'aggiornamento cronometrico con Jakowiak che ora dà il cambio ad Andersen. 29 secondi nei confronti dei tre inseguitori, Schoenwelde, Mengarelli e Kuntaric. E sono Kuntaric e Mengarelli, ma vedete che Kuntaric è veramente stanco. Schoenwelde non collabora perché ha davanti Andersen, quindi la Grenke Auto-Eder si conferma in questa categoria una delle formazioni più agguerrite. Andersen, Capello, Herzog, Johnson, Muris e Schoenwelde, i componenti di questa formazione, condotta in ammiraglia da Gregor Gazvoda. 50 secondi invece il ritardo del gruppo principale composto da una quarantina di elementi, erano 172 i corridori al via, ma la selezione che ci si attendeva c'è stata, e come se c'è stata. 3 km e 900 metri al traguardo per Andersen e Jakowiak. Nessuno dei due in questa stagione ha già timbrato il cartellino, quindi comunque vada, per chi riuscirà a vincere sarà il primo successo di questa stagione, e successo anche di grande rilevanza perché viene in una tutto manifestazione internazionale, ma anche in una manifestazione, mentre mancano 4 km al traguardo, in una manifestazione che viene ritenuta dagli addetti ai lavori della categoria una delle più impegnative di tutta la stagione, e pertanto sono emersi corridori di cui sentiremo certamente parlare anche in futuro. Mentre Jakowiak è impegnato in prima posizione, qualche allungamento per la schiena per Andersen, che ora passa davanti a fare il proprio turno. Ci stiamo avvicinando ormai al cartello dei -3. E continuano ad avere i due al comando 28 secondi di vantaggio, quindi a meno di clamorose sorprese ormai è fatta per i due, però ora bisogna pensare allo sprint e bisogna pensare a battere l'avversario e a cercare di portare a casa questo prestigioso successo. Una manifestazione che non si è ancora conclusa, tra qualche minuto si concluderà, ma che anche oggi ci fa piacere sottolineare, così come è avvenuto venerdì e così come è avvenuto ieri. Grande impegno organizzativo da parte delle società, anche oggi Cycling Team, San Beniamiano Cycling Team, che ha fatto veramente un eccellente lavoro, una bellissima giornata di sole che ha richiamato anche tanto pubblico, soprattutto nel tratto collinare nella zona di Conegliano, e grande impegno organizzativo ripagato da una prestazione veramente dal punto di vista agonistico e atletico eccellente anche dagli atleti. Qui la possibilità per i due uomini al comando di, dopo questa curva sulla destra, l'avete visto, entrambi si sono girati sulla loro destra per cercare di capire se nel frattempo alle loro spalle si intravedeva qualcuno. 2500 metri al traguardo ormai con Jan Jakowiak, polacco, e Lindholm Noah Andersen, danese, in seconda posizione in questo momento. Saranno loro due
ad andarsi a giocare il successo in questa 14ª edizione del Giro di Primavera, ben allestito, ben organizzato dal San Bendemiano Cycling Team del presidente Mattia Amadio. 2 km, 2000 metri, Andersen in prima posizione. Vedremo se inizieranno anche i tradizionali, i classici, diciamo così, momenti di studio prima del traguardo, e questi potrebbero essere molto pericolosi perché vengono cronometrati sempre con un vantaggio che varia dai 25 ai 28 secondi, ma mettersi a fare una sorta di surplus nell'ultimo chilometro vorrebbe dire rischiare di vanificare il grande lavoro fin qui portato avanti da Andersen e da Jakowiak. Quindi vedremo se finora, e siamo ormai a 1500 metri dal traguardo, nessuno ha fatto mancare il proprio contributo. Ora è Jakowiak in prima posizione, Andersen sulla sua ruota, si voltano entrambi. Ora sembra Andersen non avere più nessuna intenzione di passare davanti, lascia condurre Jakowiak. Non siamo ancora all'ultimo chilometro, ragazzi, ecco, è lì in fondo, lo vedete, quel semiarco bianco con il triangolo rosso, gli ultimi 1000 metri, ma attenzione perché queste azioni, questi ragazzi sono giovani e magari hanno anche poca esperienza, ma chi segue il ciclismo da tanto tempo e chi lo ha praticato sa che queste situazioni sono particolarmente pericolose e rischiano veramente di vanificare il gran lavoro fin qui portato avanti. Si gioca un po' d'azzardo, soprattutto da parte di Andersen, però Jakowiak mantenendo la testa, ma allo stesso tempo si mette davanti e fa l'andatura. Ho la sensazione che si stiano avvicinando dietro, perché Jakowiak altrimenti non si spiega questo praticamente lanciare lo sprint così da lontano. Non è ancora partito a tutta, ma insomma sta facendo un'andatura impegnativa. 500 metri al traguardo, questo rondò ben protetto da varie protezioni appunto per garantire la massima sicurezza ai corridori. Ora Jakowiak dalla testa si impegna in questo allungo, direi una situazione ideale per Andersen. Situazione ideale per il danese Andersen della Grenke Auto Eder. Poi quando partirà lo sprint ci accorgeremo che Jakowiak è molto più forte di Andersen e fa la differenza, però quest'ultimo chilometro è stato condotto insomma in modo non propriamente opportuno dal polacco. Vedete che i tre uomini sono dietro, ma ormai irraggiungibile la coppia di testa. Parte lunghissimo Jakowiak, vediamo se Andersen riesce ad uscire dalla propria ruota. Si impegna ora il danese e recupera e vince Andersen e va a descrivere il proprio nome, è l'importante albo d'oro di questa manifestazione. In seconda posizione Jakowiak, quindi Danimarca, Polonia, e ora vedremo se il nostro Matteo Mengarelli del team Giorgi riesce a conquistare la terza posizione sul podio. Attenzione perché sulla sua ruota c'è Schoenwelde che esce e lo supera probabilmente sul traguardo. Quindi potrebbe esserci la terza posizione per Schoenwelde, che va a completare il trionfo della Grenke Auto Eder dopo la prima posizione di Andersen. Seconda posizione Jan Jakowiak della Cannibal Bahrain Victorious. In terza posizione molto probabilmente, ma attendiamo chiaramente l'ufficializzazione, Gijs Schoenwelde, che ha approfittato della, insomma, tatticamente non si è impegnato nell'inseguimento, cosa che invece ha fatto con molto impegno Matteo Mengarelli. Era più fresco Schoenwelde nel finale ed è riuscito molto probabilmente a passare in terza posizione. Ora sprint per la sesta posizione ed è Fedrizzi, Brandon Fedrizzi, che vince nettamente lo sprint. Se ci fosse una speciale classifica a punti probabilmente sarebbe uno dei più accreditati, perché dopo le due piazze d'onore a Monfalcone e a Pordenone, oggi sesto posto per Brandon Fedrizzi. E qui rivediamo lo sprint con Jakowiak
è ancora in testa dopo aver condotto dal punto di vista tattico in modo, dico solo inopportuno, trattandosi di ragazzi di 17-18 anni giovanissimi. È stato bruciato negli ultimi 30 metri da Andersen, che va a conquistare il successo non prima di aver fermato il suo computerino, operazione che ormai fanno tutti fin da giovani. Qui siamo con il sottoscritto sulla sinistra e Andrea Finn che ha già bloccato il vincitore, il danese Andersen, a cui cedo la linea per l'intervista di rito. A te Andrea. Grazie Silvio, grazie della linea. Sì, siamo col vincitore Noah Andersen. Noah, what a victory today! Yes, it feels amazing. Cracked the code and now we're going good. A very hard race. Yeah, a very hard race. It was also warm for me. You know, I come from Denmark in the low temperatures, but the course was really nice, up and down, up and down. This is an important victory for the team Grenke Autoheder. Yeah, of course. Every victory is so important, and it's the cherry on top of all the hard work. What about your season, your next goals? Every race is the next goal. The next I'm doing is West Bohemia, and then I go to Course de la Paix with the national squad, which is also one of the big highlights. Congratulations, la linea Silvio torna a te, è solo una segnalazione di colore, è il nipote di Rolf Sorensen. Benissimo, il rosso, anzi no, il biondo, scusate, il biondo Rolf Sorensen, che insomma evidentemente il ceppo familiare insomma si nota, no? Anche qui con Andersen abbiamo un bel talento in prospettiva che oggi ha fatto vedere cose molto importanti che fanno parte del suo bagaglio tecnico, il semplice fatto di appartenere ad una delle formazioni che fa dello scouting proprio tra i giovani una delle mansioni più importanti per poi farli crescere e svilupparne il talento per poi farli esordire nel ciclismo professionistico, ci fa capire che siamo di fronte comunque ad un atleta a cui non mancano i mezzi atletici a disposizione. Qui rivediamo con questo rallenti lo sprint con il successo netto di Andersen davanti a Jakowiak della Cannibal Bahrain Victorious, e mi piacerebbe vedere, non so se la regia è in grado di farlo, anche il rallenti per la volata del terzo posto, per capire se ho avuto la sensazione giusta appunto di cogliere in terza posizione Schonwelde, che ha bruciato Mengarelli proprio sul traguardo. Qui siamo ancora a circa 200 metri dal traguardo, parte lo sprint con Mengarelli che lancia appunto lo sprint che vale la terza posizione. Kuntaric, scusate, lo sloveno Kuntaric insomma non è in grado di fare granché, molto stanco. Vedete Mengarelli che si accorge di Schonwelde sulla propria ruota, anche qui un po' di inesperienza, perché invece di continuare a voltarsi era meglio a testa bassa e pedalare fin sulla linea del traguardo. Ora si accorge che l'olandese Schonwelde esce dalla sua ruota, sì, ed è Schonwelde in terza posizione, e c'è anche un gesto di stizza di Matteo Mengarelli che avrebbe a questo punto meritato di salire sul podio, invece si deve accontentare della quarta posizione al termine di una prova comunque ottima per il portacolori del team Giorgi. Attendiamo le operazioni di premiazione, perlomeno il completamento del podio, un'operazione ci siamo raccomandati che l'organizzazione riesca a fare in tempi brevi, che è importante insomma rispettare, anche perché chi è all'ascolto chiaramente in questa domenica di primavera avrà anche altro da fare. Nel frattempo che attendiamo che venga composto il podio, i primi tre, ricordiamo il successo di Andersen su Jakowiak, in terza posizione Schonwelde, quindi podio tutto straniero dopo quello tutto italiano del 2024, dove c'è stato il successo di Filippo Centolin davanti ad Elia Andreaus e Enea Sambinello in terza posizione. È il momento anche di ringraziare i componenti della nostra squadra, Moto 1, Silvano Da Rosso, a cui rinnoviamo gli auguri per il suo 69esimo compleanno che c'è stato ieri, quindi è già entrato
nella decade dei 70, tanti auguri Silvano, con Andrea Fin che ringraziamo, Diego Santarossa su Moto2, Roberto Casarin che ringraziamo, Andrea Tonin Aldrone e insieme al sottoscritto qui in studio Manuel Cantone e Fabio Simonetto. Quindi questi i ringraziamenti di rito. Nel frattempo, in attesa che arrivi la composizione del podio che vediamo già bello inquadrato, tra poco arriveranno anche le autorità e gli atleti soprattutto, mandiamo uno spot pubblicitario, prego regia. Del ciclismo italiano ed internazionale è tornato su Extra Ciclismo. Ogni giovedì sera a partire dalle 21.05 su Telechiara e in streaming su ciclismoweb.net potrete seguire tante gare, tante immagini, tante emozioni, comprese queste della gara che state seguendo in diretta. Noi siamo pronti a raccontarvi il ciclismo in tutte le sue sfaccettature. Vi aspettiamo! E dopo questo blocco pubblicitario in cui vi è stato rinnovato anche l'appuntamento ormai tradizionale del giovedì con Extra Ciclismo, rivediamo lo sprint vincente di Andersen che batte nettamente Jakowiak in terza posizione, confermato anche dall'ordine d'arrivo ufficiale Schoenwelde, anche lui della Grenke Auto Eder, così come Andersen. In seconda posizione invece Jakowiak, che porta colori della Cannibal Bahrain Victorious, quindi 3 atleti che sono già nell'orbita di 2 importanti formazioni World Tour, Bahrain Victorious per quanto riguarda Jakowiak e invece Red Bull Bora per quanto riguarda Andersen e Schoenwelde, quindi atleti di cui sentiremo certamente parlare, 2 società tra le tante che sono insomma società giovanili satellite dei grandi gruppi World Tour che fanno scouting in giro per il mondo per andare a selezionare gli atleti migliori appunto da far esordire poi nel mondo professionistico. Quindi vedremo se sentiremo ancora parlare. Sicuramente a questi atleti non mancano le qualità tecniche e i valori, diciamo così, dal punto di vista tecnico, non manca la cilindrata, giusto per parlarci in termini volgari. Capiremo se avranno anche la capacità dal punto di vista psicologico, che molto spesso questo è un aspetto critico, di sopportare le tante pressioni appunto a cui sono sottoposti in una disciplina che diventa già un lavoro a tutti gli effetti. Io vedo già i titoli. Ok, allora io vedo già i titoli di coda. Nel frattempo ho avuto comunicazioni dalla regia, titoli di coda dove insomma sono tutte le persone che hanno lavorato per proporvi in questa domenica questa importante manifestazione, 14° Giro di Primavera, ben organizzato da San Beniamino Cycling Team e che noi vi abbiamo raccontato e che vi abbiamo proposto. Le immagini della premiazione potrete seguirle giovedì prossimo nel corso del tradizionale appuntamento con Extra Ciclismo. Da parte mia vi auguro una buona serata di questa domenica di aprile, 27 aprile. L'appuntamento è per giovedì prossimo, 1° maggio, con il Gran Premio, il 6° Gran Premio General Store da Sant'Ambrogio di Valpolicella. Lì siamo con una manifestazione dedicata alla categoria Elite e Under 23. Grazie di essere stati in nostra compagnia
e buona continuazione di serata. Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us.